Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Benias e beniusu ai gustatori unu de boga bogi, sa mandata in lingua sarda, che volle di donare bogi e logo a chi ne ha ricevuto de bivi, traballai e frincai in Sardegna. In questo tobio ci imbocausu in su un mondo desinformazioni, dessa musica e dessa cultura, contendo is storias de chi nis opinionata podonai fro a noa ai gustus campus, pro chi altro in castello e in logo sui soru. Opereusu s'attobiu cun sa ciacciarrada chi usu fattu con Pablo Sole, giornalista casteddaio, applicau in is inchiestas ca impari a una trupa de collegas ha difundau Sindip, un giornale indipendenti beni arreginau in is custrojas sardas. Su progetto est in pizzus a inchiestas, reportage, ciacciarradas e fungaduras ca punnant a un'informazione pipinca capigada de is principius de su slow journalism, giornalismo ca camminat a bellu. Indip è un progetto che io ho pensato in su 2020 con altri suoi colleghi, giornalisti, che sono Piero Loi, Massimo Manca, Raffaele Angius, Maria Giovanna Fossati e Monia Melis. E questa idea vi ha avuto un gazzettino con un abbonamento, pagato su scetti dei lettori. Vorrei contributo della regione, del suo comune, non piccato su contributo di NAI pubblico. E io sono lanciato un crowdfunding, e io sono mandato di NAI. Siamo partiti con 25.000 euro e io sono piccato 27,5 e siamo partiti su 29 di Capodanni del 2021, siamo partiti con questa prima puntata, diciamo, narrauso di inchiesta di Indip, che fa di scelte inchiesta e approfondimento, se no vado su cronaca, sta cronaca uno si dà poi leggi, vuole bocare di NAI in ogni sito di informazioni che c'è in Sardegna pure, e dunque è deciso di fare scelte inchieste. La stabilità di nessuno sia via da un progetto che si voleva andare innanzi o da Cabala a Serrai, commenti mi hai dato sul gazzettino su che fonti stati opetti su Sardegna. A oggi sono 1.500 abbonati ed è pure che è un numero importante, poiché nessuno era si vuole in Indip e si andare innanzi, insomma. Io credo che questo è un segnale importante del bisogno che questa gente tenga informazioni libera. Sardegna ci fonti sul gazzettino su Manno, su che fonti l'Unione Sarda e la Nuova Sardegna. Editori, in un caso il Satro puro non sono editori pure, non sono scelti editori. Ognuno che interessa, non si unendo per colleghi dell'Unione San Nuova iscritti scelti con sui editori. È più facile che chi sia un editore che ha interesse deve fare pressioni e dunque se deve fare un prodotto che non paga allineato a questa linea chiesta di questo editore. Sul problema non dura nessuno. Poi si paga la scelta chi ne legge sui giornali, chi ne legge in Indip. Quindi l'unico responsabile dei novas che besiti su Indip sono i lettori.
chi interessa su Sanoa che scrive su bene, chi non interessa non si abbonanta, è serrato. Qui c'è pure questo bilanciamento tra Sanoa che poi pubblicato e si interessi dei lettori. Dopo comincia la Nuova Sardegna in Castello, su 2013, fino al 2011, poi ha fatto Sardegna 24, che era un gazzettino che è durato 7-8 mesi, via la cartaceo, con costi, costa la mela, non via sostenibile il suo progetto. E sul 2012 ho preso con il suo collega del Repubblica Giovanni Maria Bello Sardinia Post, che ha pulassato sul 2018 e a questo punto ha cominciato a collaborare con una testata nazionale, con una parecchia anni, e poi ha punato. Ma chi è che fa l'inchiesta in Sardegna? C'è che l'incontro che fa l'inchiesta in Sardegna? Poi tradotto mi dimandai a Bello, cosa che vai con Sardinia Post, con l'inchiesta, con questo approfondimento, insomma, e poi in su 2020 nasce l'idea di Indip. Nel senso, 4 anni, posto di 4-5 anni, sono ancora a noi. C'è un problema di qualità di disinformazione. Poi è stato un curri a chi ne pubblica prima Sanoa e mancano da verificare manco. Fonti tutto Gastiendi, sa cronaca spiccia, che poi è una cosa che leggi gratis in ogni gazzettino online. Ma prima di tu leggi sul gazzettino, mezza volta se tu leggi nei social. La deontologia professionale c'è sempre, una cosa è andare accesso, una cosa da applicare. Mandibili su ogni dì, le cose che andano proprio contro ogni regola che c'è della deontologia. Ed è un altro problema questo. C'è un problema da questa categoria in generale, che forse si deve recuperare un vago di credibilità, che noi non tenevo, poi sta bene, sono 6 anni. Ci dicevo su frigao della deontologia. È sempre questa corsa che mi pubblicava prima, vuole verificare, e ho raso a questo discorso. A sapere su un prodotto che era chiesto legge un meda. Sul lettore pure non era, poi ti andare in edicola a comprare questa cosa, o castigliare, tanto non vale di nuda, non scritto in noasa, ma da volta sei tornato sul discorso di prima, non scritto in noasa, poi ci fu un interesse. Che devono appuntare, su unico interesse, per questo descrive cosa, torna a noi, chi sa gente, gli interessa da sa gente quando andavo a questione di Indip, mi vita, sono in festival, stanno passando Vemo in Firenze, con un festival organizzato dall'Unione Europea, e Indip via da un modello unico, che non ci indiviantato, per esempio, su questo Santi Pizzerriao e Santi di Mandao, ma sa gente itasinara. Devo a pubblicare quest'anno con Indip e ho visto che sa gente da voglia di disinformazione, uno pago più strutturale, uno pago. Ci fu i lettori che da leggi prima e male, non significa nulla. Quindi ti manda da fare un'informazione, come te devi fare normalmente, cioè come ti dinanta da fare, da gattare una nuova, da verificare e poi da scrivere e pubblicare. E questo questa cosa se sono vago perdia. Il fatto che io sono arrenescio, sono per Indip, è una cosa che si voleva fare in noi sul 2020 con queste tecnologie che tenisi. Quando ho cominciato nel 2013 ci era la classica redazione, ogni dì per andare in redazione. Alla Nuova Sardegna, scelti in questa redazione da Castello, ci viene 12-13 colleghi che costano a media, è uno gazzettino in paperi.
cartaceo. Oggi il sostegno di costo su 10 non è più possibile. Su di chi brinda da mei casas dei gazzettini è in meda parte pubblico, cioè fuori finanziamento pubblico, meda gazzettino è a serrai. Poi così vai in dip di un bar. Basta un computer e una connessione a internet e poi gente a conosci gente che ti tante cose, ma questa è un'altra cosa. Si può fare un gazzettino in un bar, anzi forse si deve vai in un bar, in mezzo a gente. Visto a una parichegita, tenemos una redazione in Castello e sulla sabato non c'è andato nessuno, c'è suo collega che lavora a domo, devo lavorare in domo mia e su Roxy Bar, a noi siamo noi. Gli esti sono un luogo, a noi ci passerà s'operaio, ci passerà s'ingegneri, ci passerà s'avvocato, ci passerà messo un funzionario di questa regione, a me, in hai una, vengo weekend su caffè e accanto a me ci viene uno che viene dalla regione e viene la questione di una cosa che a me interessa a me. E io cominciavo a questionario e deve venire fuori, deve parlare fuori un'inchiesta che poi è su in Indì. Sul giornalista deve vivere in mezzo a gente. Un po' la questione della qualità del suo prodotto giornalistico. Sa tradire Facebook, posta sull'ultimo traballo che ho pubblicato, con 10-15 righe di descrizione dei gusti che ho scritto. Arriva ai gusti e comincia ma non volete questa notizia, poi non volete tutta questa notizia, poi ti vuole dinai, volevo dinai, e traballo si sedia. E questa gente ha parlato meravigliata di questa cosa che poi è un prodotto giornalistico devi pagare, questo voi state debitando su chi ho abituato sul territorio a tenere tutto gratis. Non si può fare cose gratis, si può fare, ma questa qualità di che è? Questa qualità è una cosa che ti funti donati gratis, non c'è. Tu hai scelto questo articolo pubblicato, sa fine, su inchiesta, ma cos'è questa cosa minore? Poi arriva a pubblicare questa notizia, cioè sul traballo, me la volta si decida, poi ti devi intendere ai gusti, intendere a quest'altro, verificare, ti devi spiegare che sul documento chi da gatta, chi non da gatta si è sbloccato, c'è tutto un traballo che anda a pagare, non vive su dei gusti, non è che vive su d'aria. E sul problema è che devi abituare a tenere tutto gratis. Se non creo una cosa che tu andi a sei piccola e ti mandano all'Unione Sarda, arrivederci. Da vaga, poi c'è sul traballo dei colleghi può fare questo prodotto. E in internet sono abituato a tenere gratis e poi questa qualità è questa chiesta. In questo 4 anni su DNDP sono pubblicato mezze inchieste, approfondimenti. Questo che fonti Bracia de Bruso, questa politica regionale, ma che sia la politica, che sia tutte le inchieste giudiziarie a spuro, che hanno interessato sa passare a giunta, la giunta passare. E questo temas ambientali, eolico, la speculazione energetica. Suo collega Piero Loi, condannai ha riscritto una sorta di vademecum, di assalto, di questa speculazione energetica in Sardegna, che è pubblicato e da ripresentare a Milano pure, una parichegita. C'è attenzione in meta in questo tema e questo che a me piace di rimarcare quando stiamo in dip è che gente in meta hanno raiata, ma questa è una cosa di sinistra, ma questa è una cosa di destra, no. Pondinai una
quando ci verrà sta giunta passata di Cristian Solinas, tutti i bessi ti devono a dire, si funti torna a pone svitalizi. Non vi ha bene. E ho fatto una cosa semplice, se sono andato a bere scartas, e ho scritto, no, il centrodestra non ha di tornare a pone svitalizi. E così, ma perché adesso Moses dei accadimenti a difendere Solinas? No, ma chi non è vero non è vero. E questa cosa si santa, meta, sai, questo da comprendere. A suo manco c'è un gazzettino che scrive questo chi è, chi tu fai il Solinas, chi tu fai le robe. Non mi importa nulla. Poi da questo chi te per fare e scrivi questo chi è. E questa è una cosa che Bragi in me la lettori e si riconosce. Tornasu in suo studio, fu dausu di un'altra realtà di Casteddaia. Nasce calancuno anno faidi e attiva in su campo culturali e musicali. E uso attoviau a Edoardo Fiuso, intra dei fondatori de Casteddu Street Lads. Collettivo nasce in su 2022 con un avoco umano per sculturas urbanas, con eventos che appannanta des presentadas de libros, a concertos, a regionadas e DJ set. Sadruma sigue di un progetto culturale spipillo, capace de fabbricare collaborazioni a ricas de sentido, che vincenti vinces e laccanas de sisula. Come ti nasce questa idea del Castello Street Lads? Nasce quando impari a una paria di amici e ho pensato di creare una... Non mi piace neanche assozio, poi non sei un assozio. Sei una tromba, una gang, una sempre che sei una gang, una crew di amici e amiche che si piace di sapere più musica. Non so, affezionato alla musica come la musica ska, su rocksteady, su soul, ma penso su punk. Già si conosce su po' concerti, poi abbiamo iniziato più sprazza su stadio. E ho pensato di creare questa drum, poi cercare di estrarre nuova questa Castello Underground. Dunque, se creare qualche cosa, poi organizzare concerti, DJ set e altri eventi. Nasce nel 2022, sul primo evento che ho fatto, c'erano un DJ set. Noi quando organizziamo il DJ set facciamo sempre con su vinili. Noi volevo cercare di creare cose differenti, sempre su vinili, sul marchio di fabbrica cosa nostra. Il primo evento che ho fatto era nel 2022 su Red Rocks, su Zilleri in via De Donoratico in Castello. Questa è stata la prima volta che ho usato come Castello Street Lads. E andava bene. Devo seguire vendi altri su DJ set e finito da concerti. Ho fatto eventi culturali. Il primo evento culturale che ho fatto era presentato sul libro del Dr. Dre, che è un amico, dunque come prima bestiera si piaceva a presentare sul libro cosa sua. Ho fatto una rassegna sul Roxy Bar, che su Zilleri hanno di beste sempre, in pizzo e sottoculturas. Si narrava stile su de Arruga. Ho fatto 4 appuntamenti su 4 ottobre. Sul primo era per presentare questa rassegna. E appunto ho fatto uno in pizzo della sottocultura skinhead, un altro in pizzo della sottocultura punk e l'ultimo in pizzo della sottocultura mod. Ho combinato gente strangia che veniva da Voras e sempre uno localero, dunque è un picciocco casteddaio che rivive questa sottocultura negli anni 80-90 e andava bene. L'ultimo evento culturale che ho fatto si è presentato da Bar San Tropez su podcast, poi ho cercato sempre di gestionare in pizzo della street life, dunque è un podcast come ti gusto, tenia tematica che è andata bene su chi avevo snoso. In Moise ho cercato di creare una razza in tutta la Sardegna, dunque ho lavorato di vinta con un picciocco di Sassari e di Nuvero, per cercare di creare un movimento più umano. Per fare un esempio, se ci da passare ho fatto un DJ set in
in Sexma, su Radio X Social Club, e ho combinato un DJ strangio che veniva da Arezzo. Dunque ho fatto un mini tour in Sardegna con esso. Dunque su Cenabra ho fatto questa serata in Sexma e su sabato suonavo il posto disco in Sassari. E poi ho concordato un altro concerto per maggio, su 6 di maggio, con una band sardo-bolognese che si chiama Zeman, che si è finita distribuendo sul disco cosa è solo, che è Bestio de Vago. Fece un altro tour con il Susupuro, dunque su Cenabra 6 dove in Castello e Apustisi in Sassari. Altre idee che teniamo in conca, noi stiamo cercando di fare un all-nighter, un all-dayer ogni 6 mesi. La musica che piace a noi su all-nighter è una serata con 8 ore di musica. L'ultimo che ho fatto è questo in Sexma, con 4 DJ, con 3 vianti a Sardosu e 4 via questo Vicioco di Arezzo. Stiamo cercando di concordare un altro per questo attonggio. Ho finanziato questo evento, facendo autofinanziamento, poi ho fatto una maglietta con una grafica fatta da un Vicioco Castellaio che si chiama Uomo Tigre, che è sul tatuatore cosa mia, quando teniamo 18 anni che mi fai pinta e sapete da isso. Si è arrivata una maglietta con questa grafica Genti da bar, dunque con due spicciocchi sul bancone del sorzille di Buffendi. E poi andiamo a fare un'altra, bestendo in una pari che c'era, che si narrerà Genti da Brazza, dunque è proprio persone senza essendo una prazzetta da Buffendi birra e ciacciarrendi. Dunque se ben intendi questa cosa si fa una parica di soldi. Ma vinza distribuendo i dischi, poi si distribuendo su disco nuovo dei Zeman, ma mascalmente vendi questo evento. Ogni volta che vedi un evento, pigao su cachet e dopo ne in caixa. E questo devo imparare un'altra volta, poi vai a un altro evento. Che si sia l'evento, un DJ set o un concerto. Ci causa sempre di donare il giusto contributo ad ogni artista che viene. Non uso cerchiamo sempre di pagare bene i beni da suonare con noi. Poi ci è sceso a creare una bella razza di artisti di Brasile che suonano con noi e bene gli eventi nostri. Castello era questo tipo di evento, poi c'è gente che ascolta questa musica, ma non ci sono persone che organizzano questo evento. Dunque, noi cerchiamo sempre di non diventare troppo, dunque una volta su mese, ogni 2 mesi, poi non vai a rosci questa gente, ma quando tu vai arriva la gente finta da Nugaro, da Susulcis, da Sassari, poi è una musica di nicchia, gente che ascolta questa musica in Sardegna ci investe. Dunque si è creato questo movimento di gente che si segue e che si piace a bene a questi eventi. Per i benitori noi vogliamo cercare di crescere, creando sempre cose più stogas, cercare di vai bene con una band forese, con una band inglese. Non volevo fare di noi in pizza questa cosa, noi è sul lavoro cosa nostra, questo, dove ho passione e poi si piace di questa musica. Dunque ci causa cerchi di creare un bel movimento di persone, di cercare altri su Vicioco che vogliono entrare in questo movimento e creare eventi che vogliono diventare un punto di riferimento in tutto l'isola. Non solo in isola, ma in tutto il Mediterraneo. Quando ho fatto eventi in pizza sottocultura mod, diventi bene su me da forza. Quando ho fatto con noi 2 anni fa, si è presentata sul libro di Oscar Giammarinaro, su cantante del Statuto. De bene gente vinta da Alessandria, Terni, Torino, da ogni luogo. E poi ho fatto un altro evento in pizza di questa sottocultura con Stefano Giano, che vive in Milano. Era il suo primo Vicioco che negli anni 80 ha riscritto la prima fanzine in pizza sul Nord del Sol. Poi questo evento pure ad arrivare gente da fuori. Dunque stiamo cercando di porre in questa mappa Castello in pizza di questa musica.
Serrau su Stattovio con un loghiteddo dedicato a sa musica. Su personaggio umano esti Francisco Medda Arrogalla, artista che de anni su propone di spettacolo su arricco su de sentido e cosa sanosa. Sa di guardare de su traballo nuovo de cosa sua, devo rifare il tetto, devo tornare a festa bovida. Dirige de Elio Turno Arte e Male e produce de Antas Teatro e Teatro Impossibile. Un concordo che uni di musica e teatro, in un conto poderoso che rennesce a fare imbodiare bene a chi ne tu castiata. Su spettacolo è ambientato in uno soundcheck, cioè un momento di transizioni tra sa vita e il suo concerto cosa mia. A intro di questo soundcheck tengo ci punti cose che arrivano a livello di famiglia, a livello di traballo e a livello pure di problematiche strutturali del luogo dove vivo Deo. E in mezzo però ci ponemos su vinza sa musica, sa politica, sciolorius, tutto in pari, proprio a sa maniera mia, onde Deo pongo a pari cose che manca che non c'entra nulla, però assolutamente do questi esempi uno sentito. E su sentito che sta sutta è sti gusto di resistenza, cioè di avarrai e guerrai, e l'altro è amori, s'amori per sa famiglia mia stimata, s'amori per sa famiglia mia, s'amori per sul luogo dove vivo e s'amori per sarti. Teo a Francisco tu conosco da una scant'annos, annos mera, e sciu a imparavo, comprendi, e ta è su traballo che fai adesso. E canto è complicato far comprendere a sta gente, e ta razza de musicista vuol essere uno che suonara, le cose che suonara Francisco, commenti da sa suonara, poi da sa suonara, poi ponere in pari cose. E isso tenere bisogno di anni e anni, proprio di questionare a me e a tutti gli altri amici, tenere bisogno di tutto questo tempo di tu fai comprendere, di tu nai, di tu poni in fueddo, scetti che isso, in sarti sua, fueddo non ti imperara, poi se ne desiderare a rogalla, esso acciappare a rogalla di cose dei altri, e fueddo su non ti ponere mai. E dunque si fiera cercando una maniera. Isso da questionavo un socio su cosa sua, de Antas, che salutavo, mis amigos de Antas, e questo tantinao, non tu scio come ti si fa questa cosa, pensando su, a sta disesperata, proprio a parte, a discartare tutte le cose meglio che ci diventa, e funta parlato con me, che non so su meglio e so su peuso, e mantenato dopo le sfai, e a Dio che mi piace ci provare le cose che vai in tiro stare, ci ha provato. Non scemo su come cominciai, comprendi pure che Francisco teneva questa cosa che se anzi essendo un palcoscenico che stiona siete più spessatori e dunque si avvia ponendosi uno sciaccomanno di tormento su un conca, non tengo questa voce giusta, sbaglio, questa voce non è forte, che stiano male in italiano, che stiano con troppo accento, no, fermo, un si può non è di aici che te puoi fare, che loro poi sa fare in un mese che sto straballendo, poi non è che ti sprovavo baci che canto, in un mese che ti sto sprovando, ti poni sicuro a cercare di fare un attore di prosa, fai usare ridere sa gente. E non tutti aspetti, poi fare a ridere che tu vuoi fare a ridere, non che non vuoi fare a ridere. Tu questiona come ti questiona, poi questo che vuoi snare, tu devi snare con sa voce tua e con sa maniera tua. Devo rifare il tetto? Esti proprio una maniera per investire di questa comfort zone, delle cose che faccio Deo. Che Deo si può dire, sei un maestro umano, ma non maestro umano che sono bravo, che tu faccio da tempo, meta, e che tengo proprio sa conca, in sa musica e in sa maniera di pesare il suono, la musica, le improvvisazioni e tutto. A un certo punto, ma io tengo 43 anni, e teniamo questa esigenza di investire in un poco di suo connotto e cercare di comunicare una cosa in una maniera differente. Poi a Palasa
un poco già si comprende chi si ascolterà su chi faccio, però a pala sai questo traballo mio, ci punti, c'è una vita, c'è una famiglia, c'è una misura politica del suo mondo, c'è su sciopero de vivi in un luogo che è difficile, cioè che se non poco complicato, cioè abortasa. E te dopo monai. Poi esti un pago su conto de tutta sa gente che fa di cultura e che scioperara de vivi in una dei logos più scomunicaus d'Europa. Ma non scomunicaus poetas, c'è tenuto invasione, sa mala sorte e tutto. Poi viveso in un'area d'Europa ha un discorso, non è che funzionano precisa, sa bene e tutto, cioè tenisi uno sciaccomanno de problematiche culturali, politiche, sociali, economiche, strutturali, vai e pica un aereo e poi può andare a Milano in questo momento, no fai di. E finza problemi de vita normali, tipo trai a fare la gravettura del domo. E come tu scrivi, dopo tu tabolisnai. Isso voleannai. Commenti scrivere questa musica, commenti da suonare. Poeta ha desiderio di fare musica ponendo in pari cose che pare che non c'entra nulla, ponai su sa musica tradizionale sarda e sa cumbia. Ponai o i sono su una bettoniera che gira cimento, te le posso suonare, o mangoni si bolendi. Isso voleannai itta sentito politico deni difende in musica, perché un artista, io sono d'accordo con isso, non è artista che non tiene una visione politica di questo che tiene a giro, e dunque quale è questa visione politica sua, è globale e locale, perché esso tiene un pensamento proprio fermo e preciso, poi Sardegna pure. E sta cosa che poi è il tormento dell'altro artista, questa gente si commenti a noi si bere quando si in vacanza, perché gli artisti si traballano, quando gli altri si sgraffano, tenendo un mare libero, e si pica una pizza, si fa una scampagnara, si castiamo a stare in televisione, un quiz o andare a teatro. Ogni tanti vanno a teatro, vanno a intendere musica. E sicuramente adesso si punta a riposare, pensa che si riposa in altro sporo. E si punta a pezzo del suo palco, non si punta a riposare, questo è una novirare che bollonide, non si punta a traballando, e sono traballo che costa, che è tostato, che finta muscolarmente tostato, perché avvarrai avanti a sta gente, di boca e voce, andare a una parte a s'altra, in suo proprio tempo pensare questo che devi fare, come tu devi fare, questo che era sul regista, il te offende il suo pubblico, so per una volta, devi fare uno sciacquomano di cose zampare, e in uno spettacolo ci perdono una parecchia chilo, che a noi manca di fare bene puro. Ma questo dopo gli anni che noi, se offende una vera, che Dio ci vera, la possiamo dire Dio, sa vera meglio su questo mondo, però basta pure questa cosa che si scetti privilegiati, se io sono privilegiato, ma se vedo sono un mazzo di aici, e non è che non si rocchia dei IRPEF, non è che non si rocchia dei ICI, dei tari, si rocchia dei rotto, si rocchia dei portare più a scuola, si rocchia accertare un po' più con un po' vita, tutte le cose, sacamento della conca che è esatto, da stenere sono sporo. E esso voleva rinesce a fare tutta questa specie di mazzamurro di cose sdenai, dessa politica, dessa musica, dess'arte, dessa vita personale, e a Pruso fai suonare questa gente pure. Appunto, vabbè, come ti fai? Chiarma e gesso. Tu come ti dà scrivi questa musica? Essa comincia a me fare discorso esoterico, si parla di questione con un hotel, ma molto mannao, io mi piego un papere e faccio una linea e non ci pongo su zono granulare, dove mi finta di tu comprendi, e non ci pongo su beat, e noi ci pongo su soundscape, e tutta una volta che hai fatto tutta questa linea, esattamente, ci pongo cosa che sei che vanno da una parte a l'altra, poi torrent, poi no, non dopo comprendo bene, massimamente i tabolinai sono granulari, ma
fai di aici, fai una linea onde lui mi conta se è fatto del Don Morua, de Popi da Rua, de Speppeus, eccetera, eccetera. Una onde mi questiona se questa politica, un manifesto politico che fa, e di aici è fatto tutto queste linee, e da se sono cruciate a pagare a pago. E ha cominciato a improvvisare. Io ho fatto questo che si chiama su canovaccio, che sta sul zappolo, dove si scrive le cose principali che devi pensare. E a forza di provare, da fissare un accanto, da un po' boffio come il regista che si impara a essere a memoria. Poi c'è una cosa che non si sceglie in domo, che sceglie questa cosa a memoria e danai a memoria, e per sto che danai di aici, fuori denti, non improvvisando, fuori denti. Improvvisare è una cosa più difficile di rotto, ma non a memoria è difficile perché devi fare finta che non si andando a memoria, devi fare finta che questo che si narende ti bene racconta in un momento, non che tu scesi già, se non capare se né ti c'è da rua che c'è la pizza a mese a paschicedda e fare questa poesia di Natale e poi che racconta che le si sia pipì o pipì, a manca sia tabelligetta spiega a conca. Fare cultura in Sardegna è difficile, e quando uno vive in un luogo di aici, poi sceglierai due cose. Il sociologo sono andato escape o fight. Escape vuole dire, Dio mi diando, andare a vivere in un luogo dove questi problemi non ci punti. O fight, te sciopero di avvarrai in noi, e finché che tengo una scarta di problemi, avvarre in noi è guerra, ma guerra non guerra con su fucili, guerra vivendi. Vivendi e fendi scosa di ogni dì, però da sta facendo un luogo che sia sul luogo del suo goru e sul luogo onde bollo per questa famiglia, perché si è andato sul noso a Vellavelo a parla sul deserto, e dunque finché che tenete una scante problema sa scioperato de vive in un luogo che se non paghi scomunicao a suo manco po tutte le cose che poneva prima. Tutte queste cose sa che dobbiamo nascere in Giappone, cioè, sembra risolta in tempo spago, in poco tempo, su che questa questione economica è risolta. Cioè uno vive, tu sai, manca di tenere altro problema, manca di sencinchetta adesso grattare da domo, però non tenete questo problema adesso di noi, adesso economia, del funzionamento della società, e tutto, cioè cesti. Invece a noi teniamo una scanta di problemi, finché chi il lavoro nostro, dato che il lavoro nostro è uguale a questa passione nostra, no? E dunque siamo proprio fortunati, teniamo sorte bella che il lavoro nostro proprio è preciso, è uguale a questa passione nostra, no? E dunque noi lavoriamo sempre pregiato, poi il lavoro nostro è un privilegio. Devo sapere dare questa cosa che mi ha fatto piacere, forse di più di tutto, è avere un artista di questo valore, perché Francisco è un artista di livello internazionale, con noto de dottus, che a innanzi si deve fare una cosa nuova, fia da sprammao che non pipio. E mica da più palcoscenico in festival di importo, a girare sul mondo sonendo, eppure mancai sendi in domo sua, mancai sendi in un teatro picchetto, mancai sendi in giro di amigos, fiattimenti. Posso amore di Dio, sono intelligente, è un grande artista, e sta andando bene, e sei più bravo, e sei contento. Per questo video pure usa acabau, grazie a voi seguire, si dovrà sapere se gira che bene di come un atto più nuovo e poca voce. Chi commenta sempre si bollesi sin all'evento, su fatto, su e conto, su chi pensai si possano essere da cavallo ad uso scontai, scriesiano a lettera su già su bogabogi.tv, si sigurro gmail.com, poi te sei su noi bruschiatro, poi intendi sa voce da vosotros.